È Stefano Galvani, il trionfatore della 35esima edizione del trofeo Città delle Rose Audi Centrum organizzato dal Circolo Tennis Rovigo. Con un doppio 6-3 il tennista padovano ha conquistato il torneo superando Giacomo Oradini. Numero 4 del tabellone, Galvani era approdato in finale imponendosi sul favorito dei pronostici, Cristian Rodriguez Sanchez. Un'ottima cavalcata quella compiuta sui campi del CT Rovigo dal 38enne oggi portacolore del CT Rimini, che nel 2007 era arrivato ad essere 99esimo al mondo. Convocato in Coppa Davis nel 2002, Galvani al torneo di Barcellona dello stesso anno riuscì a superare sia Nadal che Kafelnikov, all'epoca tra i primi al mondo. Primo set impeccabile, qualche sbavatura nel secondo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, il primo set ho giocato molto bene e all'inizio del secondo invece mi sono un attimo rilassato, abbiamo scherzato per un paio di episodi con Jack e mi sono distratto un attimino, quindi dopo invece sono stato bravo a riprendere e a finire bene la partita. Ma ha vinto l'esperienza? Sicuramente, sicuramente. E no, sono molto contento perché comunque ho giocato bene sia fin dal primo turno, quindi è stata una bella settimana, felicissimo. Che anche gli incontri precedenti sono stati all'altezza, diciamo, delle tue aspettative? Sì, addirittura anche oltre probabilmente, perché era un periodo, l'ultimo mese, che avevo un po' di problemini con la schiena, quindi non mi ero preparato tantissimo, però infatti sono arrivato, ho cominciato a giocare benissimo fin da subito e infatti sono rimasto anch'io un po' stupito di questo, ma è andata bene. Obiettivi per il futuro? Obiettivi per il futuro, adesso io la mia carriera insegno, quindi torno da domani al CT Rimini con i miei ragazzi e gli obiettivi sono di far migliorare loro. Per me il mio obiettivo è divertirmi ancora. Secondo classificato Giacomo Oradini del Circolo Tennis Rovereto, che dopo un avvio combattuto nel secondo set si è arreso di fronte all'esperienza e alla tenacia di Galvani. In semifinale era riuscito a superare il numero 2 del tabellone, Marco Speronello. Mi sono dovuto ambientare alle condizioni un po' diverse e ho vinto al terzo, è andata bene, ieri e l'altro ieri invece ho vinto più agevolmente, quindi è andata abbastanza bene comunque la settimana. E la stagione come sta andando? Ma diciamo che quest'anno mi sto dedicando un po' di più ai tornei open e meno all'attività internazionale, sono abbastanza contento, riesco bene o male ad arrivare sempre in fondo, quindi mi tolgo ancora qualche soddisfazione. I prossimi impegni? Ora l'11 ottobre inizierò la Serie 1 col mio Circolo Tennis Rovereto, dove sono cresciuto e quindi vediamo di fare bene tutto l'inverno con la Serie A. And I noticed as the seasons change, we'll grow apart. You're feeling older, 23, but you're still young at heart. But it feels like I've wasted all my summertime. Presidente Gianfranco Piombo, allora ricordiamo un po' i numeri di questo torneo. Vabbè, direi che sono numeri interessanti già da parecchi anni, perché questo è un torneo che ha una tradizione. Diciamo che siamo alla 35esima edizione, siamo collaudati e abbiamo una squadra fantastica che segue i giocatori dall'inizio alla fine in tutto e per tutto, sono coccolati e ogni anno abbiamo più partecipanti e partecipanti sempre più importanti. Continuo nella disamina di quest'anno, per dire il secondo anno che abbiamo con noi un giocatore che è Stefano Galvani, ex Davis Main, che è stato 99 nel mondo, per dire il livello, che è un livello molto alto di competizione di giocatori.
Anche l'organizzazione è molto alta, abbiamo visto che ieri sera qui si è scatenato il diluvio, sembrava che saltasse tutto, ma grazie al lavoro della squadra di notte siete riusciti a ripristinare i campi. Ieri non solo abbiamo preso paura per quello che è arrivato, che credo in 3 minuti si è scatenato veramente, se si può chiamare l'inferno, è un inferno d'acqua, una bomba d'acqua che ha distrutto un po' tutto, volava tutto. E eravamo molto preoccupati perché stavamo facendo la prima semifinale, impegni dei giocatori perché tra l'altro qualcuno era iscritto anche ad un altro torneo, insomma ha fatto sì che con il cosiddetto olio di gomito ci siamo messi di buona lena, e ringrazio veramente tutti i ragazzi del circolo che ci hanno dato una mano e siamo riusciti a sistemare 2 campi che ci ha permesso di fare la finale oggi che siamo qui. Un'organizzazione perfetta che probabilmente deriva anche dalla lunga esperienza maturata all'interno di questo circolo che è nato negli anni 30. Cioè questo circolo, la prima affiliazione l'ha fatta con la federazione nel 1937. Abbiamo veramente una squadra, con il tempo siamo riusciti a fare come un bravo allenatore di calcio che piano piano sostituendo abbiamo messo le persone giuste al posto giusto. Questo fa sì che da 5-6 anni posso dire di avere siamo al top per quanto riguarda tutto l'insieme. Decenni di storia raccontati anche dalla sequenza di immagini in bianco e nero che si trovano all'interno dei locali del circolo, scatti che testimoniano momenti e protagonisti significativi di questi 80 anni di vita. Qual è il segreto di questa longevità? Diciamo il segreto, io sono veneto, potrei dire il segreto dei veneti, perché i veneti un po' dappertutto ci mettono l'anima, la passione, l'entusiasmo. Direi che questo ci ha accompagnato e continua a accompagnarci per tutti gli anni da adesso e mi auguro in avvenire. Un torneo datato, il Città delle Rose, capace di richiamare l'attenzione di tutto il tennis provinciale, come sottolinea il delegato di Rovigo Massimo Borgato. In questa fase praticamente durante la settimana tutti i presidenti della provincia, questa è una provincia un po' atipica che è lunghissima, quasi 200 km, quindi la densità abitativa poi molto australiana, quindi pochissimi abitanti, fa sì che durante questa settimana tutti i presidenti sparsi da Melara fino a Porto Tolle vengano qui a Rovigo ad assistere a questi incontri, anche perché sono incontri sicuramente di un certo livello. Facciamo un po' il bilancio di questa stagione che sta quasi per giungere al termine. Riguardo l'annata provinciale è stata piuttosto interessante anche da un punto di vista delle novità. Infatti Gaiba quest'anno ha lanciato il torneo sull'erba naturale, ha fatto un quarta categoria femminile, un quarta categoria maschile e un TPRA. Quasi tutti i club mi fanno come minimo un torneo di quarta, di terza categoria spesso, e sono relativamente felice perché sono molto attaccati ai colori, tanto che continuiamo a fare i provinciali. Finito questo torneo ci sarà un'altra quarta categoria qui, al Tre Martiri, e poi ci si sposta verso il Delta ad Adria per terminare con i provinciali che noi svolgiamo dal 36 ad oggi, eccettuato la pausa per la seconda guerra mondiale logicamente. Quindi sono un po' anacronistici per certi aspetti, ma servono a province come la nostra a tenere forte la bandiera della FIT, della federazione, perché praticamente vanno a concludere tutta la stagione estiva all'aperto.
Quindi una stagione ricca di soddisfazioni. Quest'anno in particolar modo, al di là di Gaiba, anche altri club, Badia mi ha fatto un terza categoria molto interessante con dei giovani molto validi, che poi ne sentiremo parlare più avanti negli anni sicuramente, e tutti gli altri club ci sono dati da fare, anche club che hanno un solo campo, perché sono comuni che hanno 1200 abitanti massimo, e quindi attorno a questo unico campo, sorti negli anni 70, nel boom dei tempi della Coppa Davis, e continuano ancora a dare il loro contributo alla federazione. Da cosa dipende questo sviluppo che sta caratterizzando questi ultimi anni? Ma sicuramente noi ringraziamo anche Super Tennis, la televisione, che ha ristabilito, diciamo, quell'interesse fra gli altri sport che sicuramente si allargavano, diciamo, in maniera eccessiva, senza nulla togliere alle altre discipline, penalizzando in parte il tennis. Quindi questo veicolo ha aiutato sicuramente, e poi anche le ragazze, soprattutto le ragazze che hanno vinto in serie, sono state campionesse mondiali, dei campionati a squadre. Quindi tutto ciò ha aiutato a far ripartire il movimento, e la provincia ha colto queste situazioni e le ha portate avanti, insomma.